Non so perché, ma ogni volta che ascolto questa musica, questo motivo, no? Ma veramente quando ero guaglione, quando ero piccolino. Il mio primo fratello, tutte le mattine cantava Patinta a casa e faceva gli allenamenti vocali, no? Perché non fa il cantante, forse non sapete che i cantanti sono come i calciatori. I calciatori fanno gli allenamenti per riscaldare i muscoli, noi invece facciamo gli allenamenti ogni mattina per riscaldare il muscolo delle corde vocali. E per cui emaniamo dei suoni. Chi sta in casa in coppa, oggi casa sotto a noi, dicono, ma chi sta è pazzo? Perché si fanno degli allenamenti come le note mute, no? E io dicevo a mia mamma, mamma, secondo me Agostino le ha portato a bene, perché secondo me è pazzo. E mamma diceva, no, cuore mamma, quello fa il cantante. E io a 5-6 anni non potevo sapere sti cantanti. Però un bel giorno, nel 63, io vidi per televisione una cosa strana, no? L'unica televisione che stava in casa in un parco dove abitava mia mamma, lì in palazzine, l'unica televisione ce l'aveva mia mamma, perché la mamma era Agostino. E 18 famiglie, l'ha detto tutto quando coppa tua mamma, ma le famiglie non di 2-3 persone come oggi, le famiglie 12-13 figlie, e pensate 28 famiglie con 12-13 figli. Io pensavo che era un terremoto, quando invece all'improvviso io sentì per televisione per la prima volta, a frate lo sapevo come Capozzi Agostino. Invece un bel giorno sentì, signori e signori, signore e signori, ecco a voi Mario Trevi. Io dissi a mia mamma, mamma, ma ti è venuto Agostino? Perché ci hanno cambiato un cognome? Ti è venuto? Mamma dicette no, quello è il nome d'arte. E io pensavo che frate mi facevo un pittore, facevo i quadri. Invece no. Lui è Mario Trevi, ancora nel 2023. A cui vi chiedo un grande applauso a lui. La storia. Grazie. E noi per recitarlo di mascene restanno mano in mano senza tenere coraggio ci guardare. Fammi che indifferentemente tanto saggio lo so per te non so più niente e dammi sto volere non aspettare mai che indifferentemente se tu m'accidi non ti dico niente. E rido pure mentre mi scippa pietta che sto cuore non si rende
non tengo più lacrime per te. Aspettare male che indifferentemente se tu m'acciri non ti dico niente. Indifferentemente io pregherò da te. Grazie a nome di Mario Treni, grazie, un bel applauso a lui, grazie.